Il TAR Liguria ha detto sì al depuratore a Ramaia, ma la battaglia legale non si ferma qui. Faremo sicuramente ricorso al Consiglio di Stato, dice infatti l'avvocato Daniele Granara, che difende i ricorrenti del Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara e altri privati. Secondo Granara, il respingimento del ricorso da parte del TAR è avvenuto in modo opinabile e contestabile. Nel ritenere la scelta di Ramaia dannosa e sbagliata, prosegue Granara, saranno ora i giudici di Palazzo Spada a decidere sulla fondatezza del ricorso. La sentenza non ci ha colti impreparati, spiega anche la presidente del comitato Donatella Berca. Sapevamo che soprattutto le questioni economiche avrebbero ostacolato le nostre motivazioni. Il giudice, infatti, nel rigettare le censure presentate, ritenendole infondate o non condivisibili, ha valutato in primis la preoccupazione di un ritardo nella costruzione del depuratore, con il rischio di un'elevata sanzione europea. In questo senso, la sentenza, così come riportata dal comune di Sesti Levante, dice che la preminenza attribuita dalla città metropolitana ai terreni di Ramaia non appare illogica. L'iter per la costruzione dell'impianto dunque va avanti, commenta invece il sindaco Valentina Ghio, e se il comitato di Fossa Lupara ancora non ha fissato la data per una prima riunione sul tema, il primo cittadino si dice disponibile a qualunque confronto, purché costruttivo. Ma io mi auguro che anche questo passaggio dove è stato messo un punto rispetto alla definizione di alcuni aspetti aiuti a promuovere una maggiore condivisione. E da questo punto di vista la mia porta è sempre aperta e anzi sono convinta che se arrivano proposte, indicazioni da parte dei cittadini che vivono la zona di Ramaia sia sicuramente un aiuto per tutta la progettazione. Io sono ben disponibile a recepirle, a confrontarmi con loro per cercare di arrivare davvero a soluzioni condivise.